direttore scolastico regionale. Nemmeno lo avessero ascoltato, o forse sì, sta di fatto che poche ore dopo la richiesta del presidente della Regione Veneto Luca Zaia, il Comitato Tecnico Scientifico Nazionale ha dato il via libera ai tamponi rapidi a scuola per lo screening anti-coronavirus. La circolare emanata martedì dal professor Giovanni Rezza, direttore generale della prevenzione al Ministero della Salute, sottolinea infatti l'utilità dei test antigenici rapidi come strumento di prevenzione nell'ambito del sistema scolastico. Sdoganati quest'estate dal Veneto, i tamponi rapidi vengono inseriti solo nel naso e non anche in gola come quelli molecolari che costano anche di più e garantiscono l'esito in 10 minuti a fronte delle 3 ore richieste dall'altro metodo. La validazione da parte del CTS è una buona notizia, ha commentato Zaia, significa ridurre i tempi e complicazioni sia per il sistema sanitario che per i cittadini. Il tampone rapido fornisce l'esito sul posto senza bisogno del laboratorio, poi però spero quanto prima potremo entrare in classe con i nostri sanitari evitando così lunghe code in ambulatorio. Dopo averne effettuati oltre 25.000, 3.486 dei quali in doppio, cioè con la controprova del tampone tradizionale, il dottor Roberto Rigoli, coordinatore delle 14 microbiologie del Veneto, ha accertato un grado di affidabilità dei tamponi rapidi tra il 99,28 e il 99,52%. Sulla base di questi dati, il governatore ha anche proposto al Ministero di farli fare direttamente in classe dai camici bianchi delle USCA, le unità speciali di continuità assistenziale attivate da ogni regione. Nel Veneto sono un centinaio. Riguardo l'eventualità di eseguirli in aula, Sileri ragiona. È possibile farlo dove i dipartimenti di prevenzione riescano a organizzarsi in tal senso. Ecco perché appoggiamo l'idea di reintrodurre il medico scolastico che effettui il servizio di sorveglianza sanitaria e nel caso specifico potrebbe gestire lo screening in più istituti.